va del successo, bisognerebbe aspettarci a vista verso la fine di agosto, andare nelle strade con le tematiche con le autoparlanti, perché molte persone, la maggior parte, non era conoscenza delle cose. Avvisare ormai il centro di raccolta di ogni quartiere, ormai il centro di raccolta, però c'è la popolazione. In questo momento, per agosto, vedo proprio che sia fatto giusto. Allora, noi siamo perfettamente coscienti che il periodo è più o meno indicato, ma c'era l'esigenza di partire il prima possibile da subito, quindi siamo partiti. Anche perché a momenti arriveranno i popoloni. Quindi tanto per dire, ci troveremo 3 contenitori lunghi 60 metri ed anche 8. Allora, noi siamo partiti, da oggi comincia il percorso. Quando finirà non siamo in grado di dirlo. È chiaro che strada facendo metteremo in atto tutto quello che riusciremo a mettere in atto per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo. I punti che mi permettono, come diceva Eliana, i punti di raccolta faremo in modo di ampliarli il massimo possibile, di creare una raccolta di tipo capillare. Chiederemo all'associazione commercianti, agli albergatori, a tutte le associazioni di categoria, perché non è solo un problema dei cittadini, e già questo sarebbe sufficiente, ma per un territorio come il nostro, che vive di turismo, il turismo è una delle attività principali. Lo sviluppo del porto da decenni segnalato da tutti come qualcosa che dovrebbe risolvere i problemi occupazionali e tutto quello che viene indietro. No? Allora, abbiamo tenuto in considerazione tutti questi aspetti? Io direi di no. Quindi noi arriveremo, se saremo capaci di farlo, con l'aiuto di tutti, perché sta cosa qua si arriverà a portarla a casa, tra virgolette, come si dice, se riusciremo a coinvolgere tutti. Noi cercheremo di farlo, cercheremo di pubblicizzare nel maggior modo possibile tutte le iniziative che metteremo in atto. Facciamo un esempio, la pagina Facebook che abbiamo aperta, in poco più di un giorno, ha già ricevuto quasi 600 dichiarazioni di sostegno, voglio dire. Ognuno di noi, non solo noi del comitato, ognuno di noi qui presenti, ognuno dei cittadini di Chioggia che non vogliono questo impianto, dovranno attivarsi in base a quelle che sono le loro possibilità di azione per far sì che la cosa diventi capillare. Ma ad ogni modo è un'idea terribile quella che io ho sentito di andare con l'autoparlante centrale Lo faremo, non si preoccupi, faremo tutto il possibile. Penso che per portare a conoscenza questo problema non un consiglio. Comunque è stato detto che era fatta una manifestazione. Allora, l'obiettivo importante, oltre alla raccolta firme, l'obiettivo importante che sarà lo spartiacque che si farà capire se noi riusciremo nel nostro intento oppure no, sarà la manifestazione che noi faremo a fine di settembre. Se la manifestazione vedrà la partecipazione di tantissima gente, di tantissimi cittadini di Chioggia, vorrà dire che avremo messo una piccola pietra sulla soluzione del problema. Se andrà vuota quella manifestazione, potremo salutare tutti quanti che non si risolverà nulla. Ecco perché, torno a ripetere, siamo tutti coinvolti, dal singolo cittadino, dalle associazioni di volontariato, di tutti i settori del volontariato, per carità, ce ne sono quasi 200 in città, quindi voglio dire, se tutte queste cominciano a mobilitare i propri associati, se le associazioni di categoria cominciano a mobilitare i propri associati, se i partiti, pur in una posizione di secondo piano rispetto al comitato, ma comunque mobilitano tutti quanti i loro iscritti, tutti quanti i loro simpatizzanti, così creeremo quel movimento di popolo che
ci sarà necessario alla fine di settembre per la manifestazione. E su questo voglio dire, la manifestazione non è figlia di nessuno, è figlia di tutti. Non è che se non riuscirà saranno responsabili i referenti del comitato, non quelli che in qualche modo si stanno giocando i